Sono stati completati i lavori dell'ambizioso progetto di riqualificazione e ristrutturazione del circolo del tennis di Agrigento, un intervento di rilevanza per le comunità sportive locali. A fare il punto sugli interventi realizzati a poche settimane dall'inaugurazione delle nuove strutture è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato. Il circolo del tennis, affidatario della struttura da parte del Comune, ha beneficiato di un finanziamento a fondo perduto del Dipartimento dello Sport per un importo complessivo di 600.000 euro che ha permesso la trasformazione significativa rendendola più sicura e duratura con un consolidamento strutturale di tutto il complesso, apportando un miglioramento delle strutture esistenti e ampliando le offerte sportive con delle nuove installazioni. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità. Non solo abbiamo migliorato le strutture sportive esistenti, ma si è anche ampliata l'offerta con nuove discipline come il padel. Siamo soddisfatti che i lavori di carattere permanente, afferma l'assessore al ramo Principato, previsti sulle strutture esistenti e sugli impianti sportivi siano terminati e che a questi siano aggiunti i lavori di consolidamento del parametro murario dell'ex carcere di San Vito, terminati, e i lavori del sottostante muro sulla via San Vito in fase di affidamento. Un consolidamento totalizzante realizzato con differenti finanziamenti, ma figlio di una visione unitaria e risolutiva di tante criticità riscontrate e risolte con attenzione e dedizione dal mio assessorato. Gli interventi nel circolo del tennis hanno interessato il rifacimento del campo centrale, cuore pulsante dell'attività sportiva, completamente rinnovato, offrendo ora una superficie di gioco all'avanguardia che risponde agli standard regolamentari, la realizzazione di un campo di padel in sostituzione del campo piccolo, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria della copertura dei locali spogliatoi e uffici, rifacimento della zona palestra bar, degli spogliatoi rinnovati architettonicamente e funzionalmente resi fruibili ai soggetti diversamente abili. Nei lavori è stata compresa anche la manutenzione straordinaria delle terrazze Belvedere, punto di ritrovo privilegiato per i soci e gli ospiti che offre un ambiente rinnovato dove poter godere momenti di relax e socializzazione. Rispettata pienamente, sottolinea e conclude l'assessore Principato, la previsione annunciata del taglio del nastro per il 2024, con la cittadinanza che torna a riappropriarsi di una nuova struttura, un grande risultato di cui andare fieri perché abbiamo raggiunto gli obiettivi principali che ci eravamo prefissati, come la sicurezza, la modernizzazione e l'espansione dell'opera sportiva.